Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta per tutte le ultime notizie dal Veneto. E partiamo con un incidente stradale che è avvenuto in provincia di Padova nella notte all'altezza del comune di Cadoneghe lungo la strada regionale 307. Coinvolti un'auto e una moto con in sella un uomo e una donna che sono rimasti feriti. Incidente nella notte verso le 11 di ieri sera lungo la strada regionale 307 nel territorio del comune di Cadoneghe. 2 i mezzi coinvolti, un'auto e una moto, e 2 i feriti portati in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, una moto con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con un'auto. Nell'impatto l'automobilista è rimasto miracolosamente illeso, mentre per i 2 motociclisti è stato necessario l'intervento dei sanitari del SUEM 118. Dopo aver stabilizzato i 2, il personale medico li ha trasportati in ospedale a Padova per tutti gli accertamenti del caso. La viabilità ha subito rallentamenti. La strada regionale è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. I detriti della moto, andata completamente distrutta, hanno invaso il manto stradale. Tra le cause dell'impatto non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata. Uno studente di 17 anni dell'Istituto Alberghiero di Valdobbiadene è ricoverato in rianimazione per meningite e sono già 161 le persone tra compagni di scuola, insegnanti, parenti ed amici che sono stati sottoposti a profilassi per evitare il contagio. Continua da parte dell'ULSS 1 e 2 il tracciamento dei contatti del giovane. Sono già 161 le persone sottoposte a profilassi dopo il caso di meningite da meningococco virale che ha portato al ricovero in rianimazione all'ospedale di Feltre di un ragazzo di 17 anni residente a Quero Vas, studente all'Istituto Professionale Alberghiero di Valdobbiadene. Le condizioni del giovane sono definite impegnative con monitoraggio costante dai sanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Subito si sono attivati i dipartimenti di prevenzione dell'ULSS 1 e 2 che sulla base degli elenchi forniti dalla scuola stanno contattando tutte le persone, studenti ed insegnanti che hanno avuto dei contatti stretti con il 17enne nei 7 giorni precedenti l'inizio dei sintomi della malattia dal 27 ottobre in poi. Lo stesso si sta facendo per i contatti extrascolastici del giovane. 105 quelli che hanno ricevuto la dose di antibiotico nel bellunese, 56 quelle somministrate dall'ULSS 2 che ha attivato un punto erogativo della profilassi nella scuola di Valdobbiadene. Si è già attivato il servizio di igiene pubblica della nostra ULSS, ovviamente in stretto raccordo con il servizio di igiene pubblica di Belluno, in modo tale da poter testare tutti i ragazzi. Abbiamo avuto la grande collaborazione della scuola che ci ha dato l'elenco degli alunni della scuola professionale di Valdobbiadene e per cui oggi faranno la profilassi con ciprofloxacin 500 mg in un'unica dose e questo crea protezione e non c'è nessuna preoccupazione di contagio, perché questa prevenzione la facciamo proprio per evitare che ci possa essere diffusione ovviamente del meningococco. Allora una notizia che arriva dal Lido di Venezia, dove è stato ripescato questa mattina il cadavere di un anziano che si trovava in una pozza di acqua stagnante nei pressi della bocca di porto del Lido. Sul posto sono intervenuti intorno alle 9 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento locale su richiesta della sala operativa del 115 da parte della Polizia di Stato. Le operazioni di recupero del corpo si sono concluse poco fa. Ed ora parliamo del maltempo perché è arrivato il momento della conta dei danni. Ci sono le prime stime per le spiagge, per le zone montane della Marca. Ancora grande attenzione per smottamenti su strade comunali e provinciali. E vediamo appunto qual è la stima che si profila per quello che è accaduto negli ultimi giorni. Costantemente monitorato fino alle 15 di oggi, il Livenza ha superato la prova della piena. L'acqua ha iniziato la sua discesa in mattinata ad un ritmo di 1 centimetro all'ora, ma le piogge di questa notte in montagna stanno rigonfiando le acque con lo stesso ritmo, 1 centimetro all'ora. Una situazione che non desta preoccupazione, conferma il sindaco Arnaldo Pitton, che alle 16 di oggi ha sospeso il COC con anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Al sicuro località Sacon, dove rimane valida l'ordinanza emanata finché non saranno ripulite dal fango le strade. Fango
Fango e detriti è quello che resta oggi all'indomani della 2 giorni di allerta rossa che ha interessato anche la Marca ed un primo tentativo di contare i danni che la furia dell'acqua e del vento ha causato. Smottamenti sulle strade, piccole frane, allagamenti. Per i litorali veneti si contano già danni per 1 milione di euro, per la montagna trevigiana le cifre sono al rialzo. La conta di questi danni potrebbe girarsi a qualche centinaio di migliaia di euro, ma mi riservo lunedì di fare i necessari sopralluoghi ulteriori, soprattutto in zona montana. Se gli abitanti in collina possono dirsi al sicuro, così come chi abita nelle zone collinari, a preoccupare ancora la montagna. Abbiamo la strada comunale via San Francesco che porta a Pianezze, che ha circa un fronte di 4 chilometri da verificare e probabilmente da mettere in sicurezza con reti paramassi, e poi abbiamo tutto il bosco e effettivamente è difficile rilevare oggi se ci sono frane incipienti. Valdobbiadene ha già speso 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio. Dalla regione ne sono arrivati altri 450.000 per le opere. Dalla Protezione Civile della Marca, impegnata H24 per l'emergenza, l'appello ai comuni e ai cittadini. È importante che i sindaci rappresentino correttamente e diffusamente nei piani comunali ai propri cittadini quelli che sono i rischi, perché ormai è necessario sapere. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio con l'aeroporto Marco Polo di Tessera, perché oggi è una giornata di mobilitazione, di protesta e di sciopero, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Siamo appunto in diretta dal Marco Polo di Tessera, aeroporto veneziano, dove c'è l'ennesima giornata di scioperi e mobilitazioni, con il presidio in questo momento di una delegazione di hostess e steward di EasyJet. Sono circa una ventina in rappresentanza del quasi centinaio che operano qui su Venezia. Oggi qui su Venezia uno sciopero dal doppio filone, questo di hostess e steward che chiedono maggiori condizioni di lavoro migliorative rispetto al contratto aziendale non collettivo nazionale cui sono sottoposti, e in contemporanea sopra di noi c'è un altro sciopero, quello degli handler, che chiedono il rinnovo del contratto sempre per avere condizioni migliorative. Con me come portavoce dei hostess e steward della compagnia EasyJet il rappresentante della RSA CGIL Venezia Stefano Cian. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, la cosa strana è che voi non abbiate innanzitutto un contratto collettivo nazionale, ma un contratto aziendale. Sì, in questo caso la nostra compagnia aerea ha deciso ormai da circa 15 anni di portare avanti un contratto collettivo aziendale, e per il momento abbiamo deciso di portare avanti questa strada qua, però ovviamente sarebbe un bene per tutti, esatto, auspicabile per tutti, che prima o poi si arrivi a una trattativa a livello nazionale. Innanzitutto diciamo che voi scioperate nel contesto dello sciopero indetto a livello nazionale non per le 24 ore ma per 4 ore, proprio perché c'è in contemporanea l'altro sciopero, quello appena citato degli handler della sicurezza. Che cosa chiedete in definitiva con questo presidio? Ecco, vediamo dietro di noi, tra l'altro Filippo, sono tantissime le hostess e gli steward che chi ha preso qualcuno di questi voli li avrà certamente visti a bordo dell'aereo. Diciamo che c'è stato anche un episodio singolare quest'estate, cioè che voi avete lavorato in condizioni terribili senza aria condizionata. Sì, capita di dover lavorare d'estate su aeromobili dove non funziona l'aria condizionata con i motori spenti, e pertanto ci ritroviamo a dover lavorare, essere sottoposti a temperature estreme che ovviamente mettono a repentaglio la sicurezza delle colleghe e dei colleghi a bordo. A proposito di sicurezza, cioè voi avete anche un'assicurazione o no?
C'è un'assicurazione sulla quale stiamo cercando di trovare delle migliorie assieme all'azienda. Al momento appunto riteniamo che non sia adeguata, ma stiamo lavorando anche su questo. Difatti tra le nostre richieste con la procedura di raffreddamento che abbiamo aperto già a metà di quest'estate c'è la risoluzione della copertura assicurativa. E poi c'è un'altra questione, non da poco, perché è il sostentamento di tutti quanti noi esseri umani e non soltanto, la questione del cibo, cioè i pasti che vi vengono assegnati sono scarsi e non qualitativamente parlando all'altezza anche dei ritmi che dovete sostenere. Esatto, stiamo cercando di lavorare con l'azienda affinché i pasti forniti agli equipaggi siano adeguati sia a livello di quantità ma anche di qualità, perché può capitare che non siano sufficienti per i turni di lavoro spesso prolungati e può capitare anche che arrivino a bordo a livelli qualitativi non adeguati. Cioè, faccio un esempio. Può capitare ad esempio che stando sotto al sole dentro al mezzo del catering, ovvero della compagnia che gestisce la distribuzione dei pasti, rimanga sotto il sole per tanto tempo e venga interrotta la catena del freddo e di conseguenza il pasto non raggiunge l'aereo alla temperatura necessaria affinché arrivi in una situazione adeguata. Questo riguarda i pasti solo per voi, il personale di bordo, o anche per gli ospiti viaggianti? Assolutamente riguarda soltanto il personale, i pasti per il personale di bordo, in quanto viene cucinato, preparato localmente, viene portato direttamente a bordo, mentre i pasti per i passeggeri sono preconfezionati, quindi da quel punto di vista lì non ci sono problematiche di questo tipo. Sì, è un distinguo da farsi perché è importante anche perché ci sta guardando da casa per capire. E la cosa poi fondamentale, una su tutte, prioritaria ma non soltanto, la questione della turnistica, cioè voi praticamente non avete la giusta compensazione di riposo tra un turno e l'altro. No, dal punto di vista di compensazione di riposi tra un turno e l'altro ovviamente vanno rispettati i minimi di legge, tuttavia abbiamo richiesto anche un riconoscimento economico per l'arduo lavoro che è stato fatto quest'estate, per gli innumerevoli disagi causati da ritardi, cambi turno all'ultimo momento, cancellazioni dei voli, che fanno sì che il tempo libero, la vita privata e gli orari di lavoro non siano conciliati l'uni con gli altri. Sì. Allora, una domanda, chiedo scusa se la pongo così, ma credo che tutti quanti se la staranno ponendo da casa. Mediamente quanto guadagna al mese un hostess o uno steward? Dipende da quanto uno lavora, ovviamente c'è uno stipendio base e successivamente in base alle ore di volo e ad altre voci variabili varia anche lo stipendio. Cioè, lo stipendio base a quanto ammonta circa? Non me la sento di comunicare questo dato al momento. Era per capire quanto chiedete come aumento. Non stiamo chiedendo un aumento, al momento non stiamo scioperando per la trattativa del contratto, abbiamo fatto delle richieste che sono quelle di cui abbiamo appena parlato e sono al momento sul tavolo con l'azienda e ci riserviamo di non comunicare al momento queste cifre che abbiamo chiesto. Perché che stiamo appunto trattando. sono motivo di trattazione. Esattamente, ecco. Per questo. Benissimo, e allora rispettiamo naturalmente Grazie. questa esigenza, anche perché non vorremmo che saltasse la trattativa in atto. Questo è il secondo sciopero dell'anno, cui aderite voi? Esattamente, il secondo sciopero, il primo è stato fatto a fine di settembre e la procedura di raffreddamento è stata intrapresa il 25 di luglio se non sbaglio, quindi è una procedura che sta andando avanti da circa 3 mesi e mezzo. Grazie Anna Maria Parisi. Chissà che riesca a portare i frutti sperati. Non ci sei. Siamo... È tutto da Tessera, Sì, linea grazie, a te Filippo. Grazie mille di questo collegamento. Tra l'altro dobbiamo darvi altre notizie per cui abbiamo l'esigenza adesso di correre un pochino a partire dai controlli interforze che si sono svolti a Vicenza nel fine settimana. 3 pregiudicati stranieri sono stati allontanati dal territorio nazionale.
Concluse in mattinata le operazioni di controllo straordinario nel territorio comunale di Vicenza di prevenzione contro la microcriminalità e lo spaccio di droga. 3 ordini di allontanamento dall'Italia, 5 fogli di via dal comune e 3 avvisi orali e quanto ha disposto il questore al termine delle verifiche nel weekend. Complessivamente le forze dell'ordine hanno controllato 51 autoveicoli, 111 persone di cui 42 stranieri e 24 pregiudicati. Un 31enne vicentino con un ordine di carcerazione a proprio carico a seguito di una condanna definitiva per minacce aggravate è stato condotto in carcere per espiare la pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione. Oltre alle zone calde già segnalate dai cittadini a ridosso della stazione ferroviaria, particolare attenzione è stata dedicata dagli agenti nelle aree di alcuni centri commerciali in Corso San Felice e Fortunato, via Roma, viale San Lazzaro e il Mercato Nuovo. Ed ora da Vicenza ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove c'è per noi Vanessa Banzato in collegamento in diretta. Parliamo di importanti lavori stradali su quella che è stata ribattezzata la rotatoria della Discordia. Te la linea, Vanessa. Sì, grazie, buongiorno a te Filippo e alle persone che ci stanno seguendo da casa. In effetti questa era stata ribattezzata ed è stata ribattezzata la rotatoria della Discordia. Ci troviamo proprio in pieno centro a San Zenone degli Ezzelini della Discordia perché ricorderete che questi lavori di realizzazione di questa infrastruttura erano nati come opere compensative per la realizzazione della Pedemontana Veneta, dell'SPV e il sindaco di San Zenone Fabio Marin, che è qua accanto a me, poi gli darò la parola, aveva fatto prima diffidato la regione, poi aveva fatto ricorso al TAR. In entrambi i casi il TAR tra l'altro aveva dato ragione al comune e quindi la regione se l'era dovuta mettere via e ha dovuto avviare i lavori per questa importantissima rotatoria, tra l'altro lungo 2 provinciali, che 2 provinciali vengono incrociate proprio qui davanti al comune, si incrociano qui davanti al comune di San Zenone e sono 2 strade trafficatissime, quindi era una questione di sicurezza appunto non soltanto per le auto ma anche per pedoni e ciclisti e quant'altro. L'ultima volta che ci siamo visti sindaco Marin era perché era stato aperto il cantiere, quindi l'avvio ai lavori della rotatoria era stato dato. Oggi cominciano già le modifiche alla viabilità perché i lavori sono ufficialmente cominciati, concretamente cominciati. Sì, esatto, i lavori sono concretamente cominciati, infatti lo vediamo alle nostre spalle. Oggi abbiamo anche interrotto per una parte la viabilità, cioè nella parte che viene su da Carainati che va verso nord la viabilità è interrotta, quindi non è più possibile transitare perché c'è la parte proprio importante di lavori che va realizzata per questa zona e sarà per circa un mesetto, per cui per un mese avremo le deviazioni, il traffico pesante viene deviato già da in fondo in confine con Riese verso Fonte e anche verso Mussolente. Per cui è sicuramente un'opera impegnativa, rotonda della Discordia, o quel che è il fatto è che comunque dopo aver vinto in Consiglio, anche in Consiglio di Stato, oltre che al TAR, quest'opera va fatta, ma va fatta soprattutto non perché è un desiderio, oltre perché è un desiderio nostro sanzenonese, ma anche perché per la sicurezza del nostro territorio, delle nostre strade, è davvero fondamentale realizzarla e concludere tutta l'opera quanto prima. Tra l'altro quindi via Marini è chiusa per un mese, ma già si sono visti gli effetti dei lavori perché non sono state abbattute, sono più di 10 le piante che erano sul parco che hanno rischiato di essere abbattute appunto per permettere i lavori di realizzazione. Voi siete riusciti a non farlo? Sì, solitamente si fa presto, insomma se l'albero intoppa dove si deve lavorare si abbatte, però abbiamo visto appunto che si potevano salvare, allora sono una quindicina di alberi che siamo riusciti a salvare e a ripiantare poco vicino, dove ci sarà proprio il confine tra il marciapiede, la strada e il nostro parco comunale, per cui anche questo penso sia un gesto dell'importanza che comunque queste infrastrutture hanno nel nostro territorio, ma anche dell'importanza della natura che va conservata. I prossimi step quali saranno? I prossimi step sono concludere per riaprire quanto prima, cioè nel circa di un mese, i lavori che sono proprio in questa zona, cioè su via Marini, per poi riuscire comunque a far sì che
che il traffico sia sempre scorrevole lungo la provinciale che va da Bassano a Montebelluna, per intenderci, e quindi lì poi ci sarà l'altra parte, cioè la parte la parte sopra della rotonda. Adesso stiamo realizzando la parte sotto e i sottoservizi, e poi ci sarà l'altra mezzaluna da fare, che sarà la parte verso nord, per riuscire ad avere quanto prima la prima parte del primo stralcio proprio realizzato, per poi proseguire con i lavori, perché intendiamoci che qui c'è tutta la riqualificazione del centro di San Zenone che è in ballo. E ben per questo noi, dopo aver vinto al TAR e al Consiglio di Stato, abbiamo avviato quelli che sono i passi che vanno fatti. La Regione ha convocato la conferenza dei servizi, che si è già chiusa, e adesso siamo in quella fase interlocutoria dove la Regione e gli enti firmatari di questo accordo devono trovare i fondi, metterli a disposizione e continuare tutta l'opera. Diciamo che ci sono stati i primi incontri e vedremo che sviluppi ci saranno per il futuro. Si possono già dare i tempi almeno per la prima fase dei lavori? Allora, per la prima fase dei lavori la parte grezza sarà terminata, ci hanno detto, entro Natale, per poi verso la primavera poterla completare anche per quanto riguarda rifiniture eccetera. Però diciamo che per la primavera dovremo avere questa parte dell'opera completa, e si spera che poi inizi subito l'altra parte, che così si riesca proprio a creare quel fagiolo, come è stata chiamata anche rotonda fagiolo, che permette la viabilità in ambo i lati, sia per quanto riguarda la provenienza da nord che per quanto riguarda la provenienza da sud. Certo è che questa parte, cioè quella alle nostre spalle, è quella più critica, perché è dove appunto avvenivano la maggior parte degli di media 60 ore settimanali. Sì. Abbiamo un problema con il collegamento da San Zenone degli Ezzelini, per cui riprendiamo la linea dallo studio. Comunque abbiamo sentito quali sono appunto gli estremi di questa vicenda. Nel frattempo ci spostiamo a Padova, andiamo sul Ponte San Leonardo, dove la prontezza di intervento di 2 agenti della polizia locale ha salvato una giovane che stava per compiere l'estremo gesto. Salvata dall'azione istantanea di 2 agenti della polizia locale, una ragazza sabato sera aveva deciso di farla finita e si voleva buttare da Ponte San Leonardo a Padova. Le sue intenzioni però sono state notate da 2 vigili impegnati a fare multe in zona, che l'hanno prontamente raggiunta. Una scena di cui è stato testimone anche Enrico Fiorentin, ex consigliere comunale, che stava uscendo da un ristorante lì vicino. Passeggiando sul ponticello, vedo questa ragazza seduta da là, con le gambe verso il fiume, che diceva: voglio farla finita, mi butto. In quel momento ho visto il poliziotto che correva ed è andato a braccarla, ha chiamato la collega, mi sono avvicinato anch'io, anche se ero più di vedetta, ho messo un attimo le mani anch'io per trattenerla ogni tanto, ma mi sono stupito, in realtà quella sera mi sono stupito più positivamente di questi della polizia locale, che vi assicuro si è comportata in maniera impeccabile. Un episodio che ha colpito molto Fiorentini, ingegnere e anche docente, e così ha scritto una lettera. Da un lato per sottolineare la professionalità dei 2 agenti che hanno salvato in extremis la giovane, l'hanno soccorsa e l'hanno calmata fino all'arrivo dell'ambulanza. Dall'altro lato per sottolineare invece l'importanza di fare qualcosa e per accendere l'attenzione sulla salute mentale, come la proposta dello psicologo di base, un tema che Fiorentina aveva portato nell'aula del Consiglio Comunale di Padova quando era consigliere. È una cosa in cui in Italia si sta discutendo da molto, e mi rendo conto che sia difficile mettere dei fondi su questo tipo di cosa, però è un problema sempre più diffuso, e mi rendo conto che a malattia fisica ci sia le persone si vogliono curare, a malattia mentale invece c'è spesso una difficoltà a parlarne, una difficoltà anche ad aprirsi, poca considerazione della cosa. Allora, prima il collegamento si è interrotto per un motivo tecnico, ma ci ricolleghiamo subito con San Zenone degli Ezzelini, dove c'è Vanessa Banzato con il sindaco Fabio Marin. A te, Vanessa, stavamo tirando le conclusioni oramai. Direi che purtroppo i problemi di comunicazione persistono, forse. Sì, Filippo, non so se eri riuscito a sentire fino alla fine quello che aveva detto il sindaco. Praticamente aveva dichiarato che entro Natale la parte grezza, soprattutto quella legata a Via Marini, quindi di uscita e di immissione nella provinciale, sarà chiusa, e a Natale si spera, insomma, fine anno ormai, sindaco, verrà riaperto questo tratto, e quindi poi le opere proseguiranno. Quindi da San Zenone per il momento è tutto.
Grazie, siamo riusciti quindi a concludere il collegamento con Vanessa Banzato, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marine, che ringraziamo per la sua partecipazione. Adesso ci spostiamo a Vicenza per parlare di sicurezza in centro storico. Negli ultimi mesi i commercianti segnalano una problematica crescente. La titolare del Pulisecco di Piazza dell'Erbe racconta la sua esperienza di balordi. Ha detto che entrano in negozio per rubare anche solo poche monete dalla cassa. Vieni dentro un negozio a rubare soldi dalla cassa, e io sto dietro a lavorare, ho sentito che è arrivato e quando sono arrivata alla cassa lui era già con soldi in mano. Non si ferma la criminalità in città, un centro storico, quello di Vicenza, assediato da furti e degrado. L'ultimo colpo dei malviventi in una Pulisecco di Piazza delle Erbe. E dopo non sono riuscita a prenderli questi soldi perché si è girato e scappato via. Entrati e scappati via 2 volte in pochi giorni, la prima prelevando dalla cassa solo poche monete e nel secondo tentativo rubando invece oltre 60 euro. Intervenire sulla sicurezza in città, un coro, quello dei commercianti, sempre più preoccupati dal crescente numero di episodi di malvivenza e degrado che ormai attanagliano l'interno delle mura cittadine. Non ce la facciamo più perché non sono io, anche altri negozi dicono che è la stessa cosa, fanno anche dispetti davanti al negozio, sporcano e non va bene. Più vigilanza è questo che chiedono i commercianti per tutelare la loro sicurezza. Più vigilanza e sì, più attenzione perché siamo in centro storico, non è una zona degradata che dobbiamo stare qua a lavorare, non possiamo stare sempre in tensione. Sono 4 gli stranieri incappati nei controlli antidroga della polizia che si sono svolti nel fine settimana tra Padova e Villafranca Padovana. Sono 3 tunisini, un egiziano e anche un italiano finiti nella rete dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana. Un 24enne tunisino è stato trovato in via Adriatica a Padova mentre stava cercando di nascondere 8 dosi di cocaina. Lo straniero, che aveva precedenti per spaccio, aveva in tasca anche 450 euro. È stato arrestato e verrà espulso. Un altro 24enne egiziano è stato invece bloccato dagli agenti in via Viotti. Dopo aver tentato la fuga è stato fermato e trovato con mezzo panetto di hashish. I controlli antidroga della squadra mobile si sono estesi anche in provincia Villafranca Padovana, in via Madonna, dove è stato sorpreso un 31enne tunisino residente a Tombelle di Saonara che guidava senza patente. In auto con lui un 37enne di Piazzola con precedenti per spaccio e un connazionale che alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di 3 dosi di cocaina. A casa del 37enne sono stati trovati dei quantitativi di hashish e delle munizioni per armi da sparo. Ed è lutto nella diocesi di Treviso per la scomparsa del vescovo emerito di Treviso, Monsignor Paolo Magnani. Un altro lutto per la diocesi di Treviso. Si è spento a 96 anni Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito della città. A darne notizia alla diocesi è il vescovo Michele Tomasi, che proprio ieri l'aveva incontrato in una breve visita nella canonica di Sant'Agnese, dove viveva. Originario della provincia di Pavia, ordinato sacerdote nel 51, eletto vescovo nel 77, Monsignor Magnani arrivò a Treviso nell'89 e guidò la diocesi per 15 anni. Giunse nella Marca preceduto dalla definizione di vescovo ambientalista e sorridendo così si espresse con delle parole quanto mai attuali in una delle sue prime interviste ad Antenna 3. Mi sento un vescovo soprattutto ambientalista, così come qualifica prevalente la ritengo eccessiva. Indubbiamente mi sono occupato sotto il profilo pastorale dei problemi dell'ambiente perché ritengo che nel problema dell'ambiente confluiscono i problemi della qualità della vita umana e del rispetto della vita umana, quindi l'ambiente è considerato non come una forma di idolatria della natura, ma considerato come l'habitat entro il quale una persona deve crescere, deve maturare meglio. Negli ultimi 20 anni Monsignor Magnani ha vissuto una vita di preghiera, di relazioni, di studio, partecipando agli avvenimenti della diocesi e alle celebrazioni più importanti. Uomo saggio, pastore illuminato, lo ricorda il sindaco Conte porgendo le condoglianze alla famiglia. Cordoglio anche dal presidente della regione Zaia. Lo ricorderò sempre con affetto e riconoscenza, scrive, per il confronto che ha sempre mantenuto con i suoi fedeli, ma soprattutto per l'energia con la quale a quasi 97 anni ha continuato a vivere i momenti della sua parrocchia sempre in mezzo alla sua gente. La data dei funerali non è ancora stata fissata.
Ed ora apriamo la pagina di economia. Non ci sono buone notizie, perlomeno non sono buone quelle che dà il centro studi della CNA, perché negli ultimi 4 anni il Veneto ha perso 6.300 imprese, 4.400 delle quali artigiane. La CNA del Veneto chiede alla politica provvedimenti per contenere l'inflazione, bloccare i tassi e sostenere la crescita economica. 6.300 imprese nel Veneto in meno. È un dato allarmante tenendo conto che 4.400 sono piccole imprese artigiane che sono l'ossatura del nostro territorio. Negli ultimi 4 anni il Veneto ha perso 6.300 imprese, un dato impressionante che secondo il presidente della CNA del Veneto, Moreno De Col, richiede politiche forti di supporto per contenere l'inflazione, bloccare i tassi e sostenere la crescita. Secondo il segretario della CNA regionale, Matteo Ribon, l'allarme riguarda in particolare il settore manufatturiero, un comparto che se rallenta ha conseguenze su tutta l'economia veneta. Lo scenario internazionale colpisce fortemente anche il territorio della nostra regione perché le dinamiche legate all'inflazione e all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia adesso sta arrivando ad una coda importante per quanto riguarda il territorio. Su questo dato pesa anche la diminuita capacità di ottenere credito e l'aumento esponenziale dei tassi di interesse, mentre sul versante europeo preoccupa il rallentamento dell'economia tedesca che condiziona anche l'economia del nostro territorio. E secondo la CGIA di Mestre, invece, dopo le Marche, il Veneto è la regione in cui le piccolissime imprese sono state più interessate dalla stretta creditizia. Nell'ultimo anno in cui i dati sono disponibili, gli impieghi bancari vivi alle imprese venete con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10,2%. In termini assoluti la contrazione è stata pari a poco più di 1 miliardo di euro. Dopo le Marche, il Veneto è la regione d'Italia dove le partite IVA hanno subito la stretta creditizia più importante. L'aumento dei tassi di interesse, la frenata del PIL e la poca liquidità in capo alle banche sono le cause di questo crollo. Per superare questa situazione bisogna rifinanziare il fondo di garanzia delle PMI, così come è stato fatto nel periodo del Covid. Il potenziamento di questo strumento permetterebbe alle banche di tornare ad erogare il credito in sicurezza, scongiurando il pericolo di vedere aumentare le insolvenze. Un'ipotesi, quest'ultima, che la BCE non vuole assolutamente prendere in considerazione. Ed ora una buona notizia è boom di parti in azienda ospedaliera a Padova, dove in 4 giorni sono nati, pensate, 40 bambini. Nel più grande centro del nord-est ogni anno vedono la luce quasi 3.000 nuovi nati. Non solo 40 in 4 giorni, ma 10 al giorno per tutta la settimana fino al 4, quindi dal 28 del 10, quindi è stato proprio un boom. Negli ultimi 4 giorni, cioè fino al 4 di novembre, addirittura c'è stato un giorno in cui ne sono nati 13. Un altro giorno 11, considerando che la nostra media è 7 al giorno, certamente questo ci ha portato a riorganizzare tutto il nostro reparto, la sala parto, perché sono arrivati tantissimi tutti insieme e questo a volte capita. Un boom di nascite che accade 2 o 3 volte l'anno, racconta sorridente Maria Teresa Gervasi, direttrice dell'ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Se le nonne parlavano di luna piena, adesso l'evento è casuale, spiega dal reparto, dove nel 2022 sono nati 2.800 bambini, 300 in più rispetto al 2021, con un 2023 che si avvia a segnare un nuovo aumento. Un evento naturale, racconta con il sorriso la direttrice, del tutto non programmabile. Siamo, ripeto, consapevoli di quanto quando nasce un bambino la cosa più bella è che la mamma se lo tenga sempre abbracciato, il papà anche, quindi quando questo non è possibile, magari per qualche ora, noi facciamo di tutto perché diventi possibile. Sappiamo che queste cose succedono per la parte che noi programmiamo, perché noi abbiamo un'intensa attività anche con la patologia ostetrica, quindi lì si tratta di parti che programmiamo o con un cesareo o con un'induzione del travaglio, lì possiamo fare qualcosa e ci impegniamo ogni giorno per non creare situazioni di disagio. E invece quando sono parti spontanee noi dobbiamo accettarli. Non un'inversione di tendenze in un periodo di denatalità, ma un dato è sicuro. Tutti i 40 parti sono stati naturali e i nuovi nati, il 70% sono femminucce, il 30% maschietti, sono in ottima forma come le loro mamme. 50 i sanitari al lavoro ogni giorno, 10 medici e una quarantina di ostetriche.
Abbiamo una grande sala parto con tantissimi nati ogni anno, siamo il più grande centro del nord-est e questo per la nostra attività. Sicuramente le garanzie che noi diamo sono tante, a partire dal fatto che non è così scontato di poter eseguire un taglio cesareo in pochi minuti quando necessario, e questo non è veramente scontato. Abbiamo un'equipe anestesiologica oltre che ostetrica sempre pronta 24 ore su 24. Allora, la pagina della politica ci porta a Bassano del Grappa, dove si è già entrati in clima elettorale. Le opposizioni in Consiglio Comunale insistono nel chiedere di staccare la spina all'amministrazione. La notizia che non fa notizia è che a Bassano siamo già in clima da campagna elettorale. Bene, direte voi, ce ne siamo accorti. Questo non farà notizia, è vero, ma sicuramente fa discutere, fa litigare, fa riflettere e spalanca definitivamente le porte della lavanderia cittadina, quella dove prima si lavavano i panni sporchi sperando che non arrivasse nessuno a curiosare, mentre adesso è tutto un via vai con gente che entra, che esce, che cambia posto o che è in procinto di farlo. L'ultimo consiglio comunale, secondo la minoranza, è stata la pietra tombale di questa maggioranza a corrente alternata. Ormai volano stracci, volano cocci di piatti, ormai è un litigio quasi alla Kramer contro Kramer, insomma siamo ad una guerra tra ex coniugi che non vanno più d'accordo. Amministrazione a corrente alternata che secondo Angelo Vernillo rischia di lasciare al buio la città. Io temo che ci sarà molta difficoltà a trovare gli accordi in maggioranza, a trovare le decisioni per fare andare avanti la città, e quindi forse un atto di responsabilità, se non arriva direttamente dai consiglieri o dalla sindaca, che arrivi almeno da chi è responsabile dei partiti di riferimento, e stacchino la spina e facciamo una campagna elettorale senza dover avere questa guerra continua in maggioranza. Duro anche il consigliere Roberto Campagnolo. Vale la pena fare una riflessione sul perché è ferma, perché questa maggioranza è ferma su se stessa, ha di fatto abbandonato il sindaco nella fase finale del proprio mandato. Questa cosa non si è mai vista. Elena Pavan sostanzialmente è in competizione diretta col gruppo che porta il suo nome, che oggi è di fatto Fratelli d'Italia, perché da lì ci sono una serie di competitor che vogliono prendere il suo posto, e non ha un sostegno chiaro da parte del gruppo che l'ha espressa, che è quello della Lega. E tornando alle dichiarazioni di Marina Bizzotto di impegno per Bassano, forse bisogna interrogarsi se siamo sotto dittatura, una parola grossa però, oppure se ognuno può avere una testa pensante e poter portare delle idee. La risposta di Campagnolo è un mix tra una dose di ammorbidente e una di candeggina versate nel lavatoio di Bassano 2024. Io non mi sento di dire che Elena Pavan è un dittatore. Nel tempo è stata progressivamente lasciata sola, perché quando è andata in difficoltà su alcuni temi lei se ne è fatta anche carico. Ultimamente, voglio dire, gli va dato atto che si è fatta carico anche di problemi che lei non ha generato o gestito, ma che ha in qualche maniera subito. Fin qui dunque le voci delle opposizioni in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa. Sentiamo invece come replica la maggioranza. Maggioranza rotta, a pezzi, coi nervi e coi numeri? Niente affatto, perché come diceva Erich Fromm, litigare è spiegare in modo complicato e a voce alta cose semplici da dirsi sottovoce, e il dialogo, riferiscono dalla maggioranza, continuerà a essere sì acceso, ma non si interromperà prima di giugno e forse nemmeno dopo. Ci sono sicuramente delle situazioni conflittuali o, se volete, di discussione che ci sta anche nelle migliori famiglie, per cui non la vedo così tragica come loro probabilmente vorrebbero. Io ritengo che magari forse certe esternazioni potrebbero essere un po' più magari mascherate, contenute, ma vabbè, ma ci sta, voglio dire, sono reazioni che fanno parte anche della vita umana, dell'essere umano, e piuttosto di celarle è meglio forse qualche volta anche esplicitarle. Tutti hanno visto quello che è accaduto, se uno vuole andarsene se ne va, ma non credo sia questo lo spirito della maggioranza. Di chi ci vuole restare, vuole fare le cose seriamente e le farà sicuramente fino a giugno.
A me dispiace forse per la minoranza, ma così sarà. No, Bassano non resterà ferma, allora è chiaro che adesso entriamo già nel vivo di quella che sarà una campagna elettorale molto lunga fino a giugno 2024. Però al netto di questo ogni consigliere comunale, parlo ovviamente della maggioranza, ha bene a mente qual è il suo compito e quali sono gli impegni rispetto alla città. Ci sono dei provvedimenti importanti da approvare da qua a fine mandato ed è chiaro che la responsabilità è in ogni consigliere comunale, di maggioranza e di minoranza. Su certe tematiche lo abbiamo visto, la maggioranza a volte è anche allargata perché quando c'è la consapevolezza che alcuni provvedimenti vanno nella direzione giusta della città, c'è anche un voto che va oltre i numeri stessi della maggioranza. E adesso ci spostiamo in provincia di Belluno, poco meno di un mese alla chiusura della gara per i lavori di sistemazione della Galleria Comelico. L'ANAS ha reso noto alle imprese che il bando scadrà il prossimo 14 novembre con apertura delle buste. Il 24 atteso un vertice in prefettura per chiarire i termini dell'intervento. 96 milioni l'importo del cantiere, 3 anni e mezzo di lavori con sospensione della circolazione notturna, avvio dell'intervento la prossima primavera. Dopo anni di attese e di polemiche, l'ANAS ha reso noto alle imprese i termini del bando di gara relativo ai lavori di rifacimento della Galleria Comelico, il tunnel di 4 km che mette in collegamento il Cadore con il Comeliano. I lavori consisteranno nel consolidamento della volta, impermeabilizzazione e reggimentazione delle acque con adeguamento di impianti e presidi di sicurezza. Il prossimo 24 novembre l'apertura delle buste con le offerte di partecipazione. Che fosse necessaria la chiusura del tunnel per consentire l'intervento era noto da tempo e infatti la circolazione è previsto venga sospesa dalle 8 di sera alle 6 del mattino con i disagi che ben si possono immaginare. Sembra al momento scongiurata la deviazione esclusiva verso il passo di Sant'Antonio, visto che sono attesi i lavori di realizzazione dello svincolo di Villa Piccola da Auronzo di Cadore, ma non è ancora chiaro se il tunnel che ANAS dovrebbe realizzare lungo il Piave per consentire il transito dei mezzi di soccorso sarà aperto a tutti oppure no. Il costo previsto è di almeno 50 milioni di euro e la Società delle Strade pare sia alla ricerca di finanziamenti. In questo senso va letta la convocazione a breve in Prefettura a Belluno di un incontro fra ANAS, sindaci e forze dell'ordine, durante il quale si spera saranno chiarite tutte le perplessità. Un altro intervento importante e delicato di lavori pubblici è quello che avverrà a partire da mercoledì a Padova e riguarda lo storico ponte Paleocapa, un'operazione molto delicata per consentirne il restauro ed ecco come cambierà la viabilità. Prenderà via la prossima settimana l'opera di manutenzione del ponte Paleocapa sotto l'osservatorio della Specola. Il ponte in ferro dell'800 mercoledì prossimo verrà smontato per consentire il restauro che deve seguire le prescrizioni della soprintendenza. Il cantiere entrerà nel vivo mercoledì con lo smontaggio del ponte che verrà portato in un laboratorio specializzato per il restauro. Le operazioni di restauro dureranno più di un anno, circa quasi un anno e mezzo e quindi ascoltando anche un po' le indicazioni di chi vive in quella zona, le attività commerciali, c'è anche l'università, abbiamo raccolto questa esigenza di creare un collegamento provvisorio ciclopedonale perché in quella zona con tanti servizi vicino al centro ci sono tanti spostamenti pedonali, quindi entro dicembre installeremo una passerella provvisoria, ci darà una mano anche il Genio Militare. Entro dicembre dunque verrà posizionata una passerella ciclopedonale per consentire il passaggio a piedi e in bicicletta dei residenti, mentre in traffico di mezzi subirà una deviazione. Da mercoledì cambio di viabilità, il giro sarà semplice attraverso la rotatoria e la viabilità che porta alla Sacra Famiglia e poi inizierà questa fase di restauro. E continuiamo a parlare di opere pubbliche, viabilità e sicurezza. Via libera, la nuova ciclopedonale di Viale Vicenza a Bassano del Grappa. Un tassello importante è stato messo in cantiere per la mobilità dolce, per la sicurezza dei pedoni e di coloro che si spostano in bici. Nell'ultimo Consiglio Comunale, infatti, è stato approvato il progetto definitivo con adozione della relativa variante al piano per la realizzazione della pista ciclopedonale di Viale Vicenza, che si unisce a quella già realizzata dal Comune di Marostica. Questa rotatoria sicuramente mette in sicurezza un incrocio molto pericoloso, però anche è vero che manca
manca anche la pista ciclopedonale già prevista in rotatoria che si collega con il comune di Marostica. E giovedì è stato approvato in Consiglio Comunale il progetto definitivo che vede appunto la realizzazione di questa pista ciclopedonale che parte da Marsan e arriva fino al sito dell'ex Elba. È un'arteria importante di cui è stato approvato in Consiglio Comunale il progetto definitivo perché ha anche una variante urbanistica legata agli espropri. Un'opera che noi confidiamo di portare in progetto esecutivo entro gennaio dell'anno prossimo per poi fare la gara e in primavera cominciare i lavori in modo che possano essere terminati entro la fine dell'anno solare 2024. Un tracciato della lunghezza di 1,3 km per un importo lavori di quasi 1,5 milioni di euro. Diamo un'occhiata anche ai quotidiani online, a partire da quelli nazionali, dove naturalmente prende lo spazio è dedicato in apertura al conflitto a Gaza. Questo è il Corriere della Sera. Come vedete la notizia è quella dell'uccisione di uno dei comandanti di Hamas. Blinken poi che afferma lavoriamo per le pause umanitarie. Per Netanyahu invece serve denazificare la striscia. Naturalmente si parla della striscia di Gaza. Netanyahu naturalmente è il capo del governo israeliano. Naturalmente si moltiplicano ovunque gli appelli per la pace. Uno c'è stato a Trieste, dove un lungo silenzio di preghiera durato circa 15 minuti, accompagnato dalla compostezza di quasi 2000 persone sul molo di Trieste, è stato lanciato dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi assieme al rabbino capo di Trieste e al presidente della comunità islamica. A interrompere il lungo silenzio di preghiera oggi nella parte finale del Molo Audace è stato un sincero applauso da parte delle circa 2000 persone presenti in un religioso e rispettoso momento di riflessione. L'appuntamento era stato lanciato dal vescovo durante l'omelia della Messa di San Giusto, appello a cui hanno aderito le comunità ebraiche e islamica della città, nonché tantissimi cittadini. Il silenzio, così come la preghiera, erano rivolte col pensiero al Medio Oriente, dove è in corso un sanguinoso conflitto. Sua Eccellenza Monsignor Trevisi ha voluto abbracciare tutta la comunità cittadina, tutte le religioni presenti in un lungo silenzio seguito da un sincero abbraccio verso il rabbino Alexander Meloni e il presidente della comunità islamica di Trieste Omar Akram. Fare un passo in avanti per accorgerci anche del dolore dell'altro e che questo ci sproni a riconoscere quello che siamo già fratelli e sorelle. Dobbiamo ancora imparare a vivere da fratelli e sorelle. E però siamo qua, ecco, mi piaceva questo posto perché è un po' essere protesi verso l'infinito, ma anche verso il Medio Oriente, verso l'amore di Dio. È una società, un mondo nelle quali si strumentalizza tutto, anche Dio, e invece è stato bello poter dire tutti insieme che Dio non vuole né questa né nessuna guerra. I bambini soprattutto, i bambini sono tutti uguali, non meritano questa fine, finire sotto i bombardamenti. Questa è la sofferenza più grande, la tragedia che tocca a tutti noi. È importante per far vedere soprattutto alla cittadinanza di Trieste e soprattutto all'Europa che malgrado le nostre differenze, malgrado anche le normali simpatie che ognuno può avere, questo non ci impedisce di vivere assieme, soprattutto non ci deve impedire di vivere assieme. A Montecchio Maggiore intensa l'attività della polizia locale dei Castelli a ridosso della festività dei defunti. Tra le operazioni effettuate dagli agenti anche lo sgombero di un campo nomadi e il blocco di una gara motoristica non autorizzata.
Montecchio Maggiore, sgomberato un campo nomadi, multati 2 negozi per irregolarità e bloccata una gara automobilistica non autorizzata. È il bilancio dell'attività della Polizia Locale dei Castelli durante il ponte di Ognissanti. Ad essere stati sgomberati e sanzionati per bivacco in area pubblica i nomadi che si erano accampati in zona Ghisa. Sanzionati di 1.000 euro dagli agenti un cittadino del Bangladesh per le precarie condizioni igieniche riscontrate nel suo negozio. Come pure sanzionato è stato il titolare di un esercizio commerciale cinese che aveva venduto materiale pirotecnico vietato a dei minori. Infine i poliziotti hanno sanzionato di 300 euro i conducenti di 3 veicoli che partecipavano ad una manifestazione motoristica che avrebbe dovuto essere statica. I 3 sono stati segnalati per una condotta di guida pericolosa tra le vie del centro cittadino, dove avevano messo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Per questo i 3 hanno inoltre subito una decurtazione di 15 punti dalla patente di guida. E a proposito di sicurezza, a Vicenza, durante la festa delle Forze Armate è stata ribadita la volontà di far tornare a Vicenza i militari a presidio delle zone calde della città e l'impegno sul fronte della sicurezza anche attraverso i vigili di quartiere, il cui servizio è entrato nel vivo proprio questa settimana. Dai mercati rionali ai parchi e alle scuole fino alle attività commerciali e artigianali. Sono le zone che hanno visto la presenza in questi giorni dei vigili di quartiere dopo l'avvio il 1° novembre del servizio attivato per dare risposta alla richiesta di maggior sicurezza avanzata da cittadini e commercianti. In questi giorni è iniziata l'attività dei vigili di quartiere, in tanti quartieri della città hanno incontrato i commercianti, i residenti, sono andati nei mercati rionali. Inizia questa attività su cui ci eravamo impegnati per avvicinare la polizia locale ai cittadini e garantire ai quartieri un presidio vero di sicurezza. Servizio che prevede dal lunedì al sabato la presenza a rotazione in tutti i quartieri cittadini di una pattuglia alla mattina e una al pomeriggio, con il passaggio a piedi di 2 agenti. Con 40 controlli mensili ad opera di oltre 30 agenti, l'obiettivo dell'amministrazione è che i vigili di quartiere diventino un punto di riferimento per i cittadini. Ma il presidio sul fronte sicurezza guarda oltre, anche attraverso la richiesta di impiegare anche a Vicenza i militari per l'operazione Strade Sicure. Stiamo lavorando per portare qui Strade Sicure, il programma, il progetto del Ministero per portare i militari nelle città. A Vicenza c'era già stato fino all'anno scorso. Abbiamo incontrato nelle scorse settimane il Ministro Piantedosi per chiedergli l'invio di un contingente a Vicenza per presidiare in particolare Campomarzo e la zona della stazione. Il governo ha deciso di assegnare 1.800 nuove unità al territorio e noi vogliamo che a Vicenza una parte di queste sia destinata. E a Favaro Veneto invece, siamo quindi in Comune di Venezia, è stata avviata una raccolta di firme tra i residenti contro il progetto di tralicci e di bassa tensione alti quasi 19 metri che dovrebbero essere montati nell'area, verrebbero installati vicino alle abitazioni nell'area verde vincolata di Cassolaro. No a un nuovo impianto di trasformazione dell'energia elettrica nell'area verde vicino al Bosco di Mestre e protetta da vincolo paesaggistico, ambientale e agricolo. Così residenti e cittadini con l'interesse del comitato di Cassolaro tra Favaro e Mestre si stanno mobilitando contro il progetto definito dagli stessi oscuro, visto che né Comune di Venezia né Città Metropolitana, referente del piano, ha ritenuto opportuno comunicarglielo. Se non avessimo chiesto un accesso agli atti avremmo corso il rischio di trovarci ruspe e cantieri sotto casa a nostra insaputa, dicono battaglieri. Che è un'opera impattante che va a distruggere e a snaturare proprio la frazione in sé, perché è una frazione, come ripeto, fatta di piccole case. I tralicci da posizionare, e non si sa quanti ne siano previsti, che trasformano l'energia elettrica da alta a medio-bassa tensione, avrebbero un'altezza di quasi 19 metri, ovvero l'equivalente di un palazzo di almeno 5 piani. Chiediamo il supporto delle istituzioni per identificare un'area priva di abitazioni dove venga posizionata quest'opera e non qui a Cassolaro, che di fatto è una zona vincolata a bosco, dove è una zona verde e abitualmente, come possiamo vedere dalle biciclette, le persone che passano a piedi, è una zona che in mezzo alla natura vogliamo continuare ad averla così. Da parte del comitato già individuate le aree alternative da proporre alla città metropolitana, ovvero nelle zone industriali Tradese e Marghera,
contro il nuovo impianto, avviata una raccolta di firme con il comitato che chiede il massimo sostegno e appoggio da parte di chiunque abbia a cuore la tutela dell'ambiente. Quindi abbiamo già iniziato una raccolta firme che proseguirà domani dalle 10:30 a mezzogiorno presso la chiesetta di Casolaro. Aspettiamo tutti coloro che tengono all'ambiente, al verde e chi ama e frequenta la bellissima zona di Casolaro. E proprio lo stato della rete di distribuzione dell'energia elettrica a Venezia è al centro di un'interrogazione che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle. È evidente che 2 blackout di questa portata nel giro di 10 giorni fanno pensare che ci siano delle criticità o comunque delle problematicità su qualche zona. Domenica 29 ottobre alcuni sestieri di Venezia, in particolare Cannareggio, hanno subito un blackout elettrico iniziato alle 9 di mattina e risolto completamente solo verso le 19:30. Il 22 ottobre, giorno della Venice Marathon, un altro blackout, principalmente a Castello, si era protratto dalle 14:30 all'1:30 di notte. I 2 episodi sono ora al centro di un'interrogazione presentata in comune da Sara Visman del Movimento 5 Stelle. Ho chiesto con questa interrogazione quali siano i canali tempestivi con cui distribuzione, che è gestore della rete, comunica con il comune, perché non si può sottovalutare una interruzione di energia elettrica di ben 11 ore. Gli stessi cittadini che hanno chiesto informazioni non hanno avuto delle notizie certe né durante le ore di sospensione dell'energia elettrica, ma neanche ha avvenuto ripristino. Nell'interrogazione all'assessore Elisabetta Pesce, Visman chiede anche che si faccia chiarezza sullo stato di salute della rete e se siano previsti interventi di potenziamento, ammodernamento o di altra natura. È evidente, conclude l'esponente 5 Stelle, che in particolare Venezia presenta delle criticità alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Un blackout così prolungato può portare, oltre a dei danni di varie entità, pensiamo alle attività lavorative, ai negozi o ai ristoranti, però penso anche a qualche ausilio sanitario o a domicilio che può avere qualche cittadino. E un'altra novità che riguarda la politica veneziana è lo stop a nuovi locali che è stato deciso dall'amministrazione comunale per quello che riguarda le isole di Murano e Burano. Stop a nuovi locali a Burano e Murano è quanto deciso nei giorni scorsi dall'assessore di reparto del Comune di Venezia. Il perché è presto detto. Dopo il Covid, troppe le attività improvvisate di somministrazione di alimenti a discapito dei laboratori artigianali, ovvero della tradizione legata al territorio che va assolutamente salvaguardata e tutelata, spiega. Dopo il Covid Burano è esplosa come flusso turistico e ci siamo accorti che le attività di merletti, di vendita di oggetti, di oggettistica che faceva parte della struttura dell'isola cominciavano a chiudere e si aprivano solamente attività di ristorazione, cosa che fino a un certo limite può andare bene, superato il limite non va bene perché stiamo snaturando quello che è l'isola e cosa è l'offerta che viene data alle persone che la vogliono visitare. Più di 1 migliaio tra bar, ristoranti e osterie i locali presenti nella Venezia lagunare. Troppi? E soprattutto, come mai? Tra gli interrogativi che ci si pone. La legge Bersani nel 2006 ha liberalizzato tutte le attività e quindi si sono aperti come i funghi a Venezia e bisognava intervenire. Per fortuna la nostra amministrazione nel 2018 ha dato lo stop per il centro storico. Per le isole che comunque erano in espansione, ora ci siamo accorti che dobbiamo assolutamente intervenire e bloccare questa proliferazione di attività ricettive legate solo e esclusivamente alla ristorazione. Questo dunque l'assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio, e lo salutiamo, il senatore Luca De Carlo, che oltre che essere naturalmente senatore è coordinatore di Fratelli d'Italia per il Veneto, nonché presidente della Commissione del Senato Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura, per cui una commissione delicatissima e tra i più importanti, direi che molto piena. Sì. Senta De Carlo, voi oggi avete presentato, diciamo così, avete dato il
via alla stagione dei congressi del vostro partito in Veneto. Sì, oggi abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione dei primi 2 congressi, che saranno Venezia provincia e Venezia città. Noi trattiamo la città di Venezia come fosse una provincia, e quindi per noi è una provincia in più, quindi sono 8 i congressi che faremo. Daremo ai nostri 15.000 iscritti la possibilità di scegliere la classe dirigente, che dovrà affrontare una prima sfida, che è quella delle amministrative della prossima primavera assieme alle elezioni europee, e poi una seconda sfida che è quella delle regionali dell'anno dopo, e quindi crediamo che ricompattare il partito, dargli un nuovo assetto, ridare linfa e frizzantezza al partito sia utile oggi, e lo facciamo cominciando proprio da Venezia città e da Venezia provincia, il 12, per chiuderli tutti. Io mi auguro per il 3 dicembre di aver fatto gli altri 6 congressi. Senta, quando un partito perde le elezioni, a volte se la sconfitta è proprio rovinosa, c'è un fuggi generale, quando invece si vince tutti cercano di salire sul carro dei vincitori. A volte c'è anche un problema di eccessive richieste d'ingresso, perché tutti vogliono andare con chi è in testa nei sondaggi, capita anche da voi. Beh, noi insomma, io sono 3 anni e mezzo che faccio il coordinatore regionale, e in questi 3 anni e mezzo abbiamo sempre avuto un partito super inclusivo, nel senso che abbiamo sempre ospitato, ma non solo ospitato, condiviso percorsi con persone che magari venivano da storie diverse dalla nostra, ma che condividevano gli ideali e soprattutto la politica. Oggi che condividono quella politica e quegli ideali sono 1/3 dei veneti, perché in Veneto abbiamo fatto la miglior percentuale d'Italia, di Fratelli d'Italia alle scorse politiche, e quindi è evidente che quando aumenti il consenso aumenta anche l'attrattività politica di chi fa politica o dei dirigenti, e quindi è evidente che oggi sindaci, consiglieri, assessori si avvicinano a Fratelli d'Italia, ma non per trovare in Fratelli d'Italia un autobus che gli porterà chissà dove, ma semplicemente perché probabilmente le loro idee oggi hanno quel nome, quel cognome, che è Giorgia Meloni. Senta, lei ha tra l'altro adesso preannunciato l'appuntamento importante sia per il rinnovo del Consiglio regionale, poi naturalmente si andrà anche al rinnovo di importanti comuni, tra cui quello di Venezia. Qui la partita è aperta anche con i vostri alleati, perché per ora diciamo che da parte leghista di cedere la regione sembra che non abbiano intenzione, mentre Fratelli d'Italia, essendo il primo partito in regione, adesso legittimamente sta chiedendo, insomma... Vale per Venezia, ma vale anche per la regione naturalmente. Noi crediamo sempre in unità del centrodestra, quindi a prescindere da chi sarà poi l'attore protagonista, credo che si vince come coalizione, è testimoniato anche dal grande lavoro che abbiamo fatto alle politiche, e quindi non possono avere destino diverso Venezia e la regione. È un po' prematuro, però è evidente che Fratelli d'Italia non amministra nessuna delle regioni del nord, avendo in questa regione un elettore su 3, il 32% alle scorse politiche. È evidente che anche noi siamo pronti, abbiamo una classe dirigente che ha lavorato sodo in questi anni e che oggi potrebbe tranquillamente esprimere il candidato presidente della regione, ma noi lo faremo scegliendolo assieme agli alleati, sceglieremo la formula migliore per dare risposte ancora ai veneti. Adesso le dico allora che cosa sostengono alcuni alleati, chiaramente non lo dicono apertamente, ma citano il grande successo che aveva avuto Matteo Renzi. Era arrivato al 40%, era durato all'incirca un paio d'anni, poi è stata la volta del Movimento 5 Stelle, poi è stata la volta di Matteo Salvini, e dicono poi alla fine, calendario alla mano, quando si arriverà a quelle elezioni probabilmente sarà passato anche il tempo di Giorgia Meloni. Ma io non guardo mai le percentuali degli altri, sennò dovrei ridere parecchio di quelle di qualcuno, però insomma non è mia abitudine. No, quindi... certo, sono quelle cose che si dicono, diciamo, a microfoni spenti, anche perché sì. Però io volevo fare una domanda invece per quello che riguarda il progetto di riforma istituzionale di Fratelli d'Italia, sì. La proposta di premierato, e in effetti il nostro premier Giorgia Meloni ha detto anche che sarebbe pronta al referendum per questa riforma, e è tornato in mente nuovamente il referendum delle riforme di Renzi, che poi alla fine si è rivelato un boom. Ma intanto noi speriamo di avere un esito diverso anche in Parlamento, nel senso di avere talmente un'ampia maggioranza da magari non aver nemmeno bisogno del referendum. Ma se ci sarà bisogno non sarà un referendum contro o a favore di Giorgia Meloni. Per noi era nel programma, se poi i cittadini invece non lo condividono, io capisco che la sinistra lo condivida poco, insomma. Per chi ha governato
tanti anni senza avere i numeri o senza aver vinto le elezioni diventa difficile pensare che si voti subito un premier e che quello poi guidi la coalizione. È in antitesi rispetto alle loro visioni del mondo. Dovranno invece farsi una ragione, perché la nostra è una riforma che vuole ridare finalmente ai cittadini la possibilità di scegliere il loro premier. Io faccio il sindaco da 15 anni, mi hanno scelto 3 volte e quindi lo hanno fatto con un maggioritario, tra l'altro, che quindi ha consentito a me di avere un'ampia maggioranza, ma come vale per tutti i sindaci, e non vedo perché una cosa possa valere bene per i sindaci e poi non andare bene invece in un contesto dove le prerogative parlamentari non sono assolutamente toccate e nemmeno è toccato il ruolo del Presidente della Repubblica, che anzi continuerà ad essere il garante della Costituzione. Qui si tratta semplicemente di dire prima chi sarà il Premier, di evitare inciuci e ribaltoni e di avere finalmente un governo stabile, che è quello che non solo i mercati ci chiedono, ma saremmo limitati se pensassimo solo a quello che pensano i mercati, ma ce lo chiede anche la gente, di avere stabilità. E quello che ha dimostrato il Veneto con tanti anni di stabilità è forse un esempio che potremmo anche replicare. Allora, Decano, ti interrompiamo un istante per collegarci in diretta con la cattedrale di Treviso, dove si trova per noi Lucio Zanato, che ha seguito i funerali di Don Davide Schiavone. A te la linea, Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno anche al tuo ospite, al senatore, buongiorno soprattutto a tutti i telespettatori di Diretta Veneta. Sono all'esterno della cattedrale, come hai detto giustamente, e da circa mezz'ora è terminato il funerale di Don Davide Schiavone. Nicoletta vi sta facendo vedere l'epigrafe. Abbiamo chiesto il collegamento perché Don Davide era conosciuto in tutta la diocesi di Treviso, ma anche nelle altre diocesi consimili, tanto è vero che c'era il vescovo di Vicenza a concelebrare insieme a Monsignor Tomasi e il vescovo di Vittorio Veneto a concelebrare appunto le esequie di Don Davide. Un sacerdote particolare, bisogna dire, direttore della Caritas, e quindi un sacerdote che ha dal 2008 fatto la scelta di vivere e lavorare per gli ultimi, e non a caso, insomma, va ricordato un po' il suo iter. Lui nasce a San Donà di Piave, poi viene ordinato nel 95 e comincia a Levada, a Torreselle e a Piombino Dese, quindi siamo in provincia di Padova, giusto per intenderci, e poi si sposta invece a Nervesa e a Bavaria, dove appunto è parroco. Giusto per dire, la sua attività poi appunto nel 2008 passa alla Caritas. La Caritas vuol dire essere veramente vicino agli ultimi, ed è quello che poi ha ricordato nel corso della riflessione, dell'omelia, Monsignor Tomasi, questo sacerdote che ha fatto della sua vocazione la vicinanza con gli ultimi intesi i migranti, gli ultimi intesi anche, e qui abbiamo avuto una testimonianza addirittura dalla Serbia, persone, nostri fratelli che hanno vissuto la tragedia della guerra proprio tra fratelli, ricordiamo la guerra nei Balcani. Ecco, tutto questo era l'opera costante e continua di Don Davide Schiavone. 2 riflessioni importanti nel corso dell'omelia di Monsignor Tomasi. La prima, che questo momento, il momento dell'addio, non è un momento tra 2 croci, cioè quella del dolore dei genitori, abbiamo visto la mamma e il fratello veramente distrutti dal dolore, e il dolore per l'addio che dà Don Davide a questa terra. Ma in realtà sono 2 sorrisi, il sorriso di Don Davide che abbraccia Gesù e Gesù che invece lo accoglie nel suo paradiso. Questa è stata la riflessione la prima riflessione, proprio tra l'altro derivata anche da un discorso che Don Davide ha fatto durante la presentazione del bilancio sociale del 2022 della Caritas. Ricordiamo che Don Davide da circa tra poco, insomma, riposerà nel cimitero di San Donà di Piave, nella sezione dedicata ai preti originari, e quindi chi vorrà potrà andare a trovarlo. Tra l'altro noi abbiamo anche sentito la testimonianza di Amadou, che è diventato mediatore culturale, poi si è inserito nella nostra comunità. Va detto che Amadou è musulmano, quindi al di là anche della stessa religione. E poi una riflessione che voglio lasciare anche al tuo ospite, ovvero che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma vivere ciò che si è. Una riflessione che va bene per tutti noi. A te la linea.
Grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto in collegamento in diretta da Treviso. Beh, ne riparleremo adesso tra poco anche con il senatore De Carlo. Lucio è ho scoperto un Lucio filosofo. Un Lucio filosofo abbiamo. Allora, ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimi istanti. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Questa mattina abbiamo ospite con noi il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Abbiamo già affrontato diverse questioni, abbiamo annunciato anche che Fratelli d'Italia inizierà la stagione dei congressi in tutta la regione, però De Carlo, io volevo farle vedere che cos'è capitato a Noventa Padovana durante la manifestazione, la celebrazione del 4 novembre, perché c'è stata una presa di posizione da parte del sindaco Marcello Bano che ha fatto molto discutere. Sta creando polemiche e non poco in queste ore le parole del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, nel suo discorso sul 4 novembre, alcune affermazioni che non sono piaciute ai consiglieri d'opposizione che si sono alzati e hanno lasciato la cerimonia. In particolare Alessandro Luigi Bisato, lei è in consiglio comunale dell'opposizione, cosa non vi è piaciuto del discorso di Bano durante le celebrazioni del 4 novembre? A dire il vero devo precisare che in realtà ad abbandonare la commemorazione non siamo stati noi consiglieri di minoranza, ma bensì una rappresentanza significativa, praticamente tutti i componenti di un'associazione storica che si chiama Uniti nella Memoria, che rievoca anche da un punto di vista proprio delle giubbe che vestono gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro loro hanno una trasversalità tale perché hanno sia la giubba degli austriaci che quella degli italiani. Cos'è che ha fatto saltare la mosca al naso? È che a un certo punto il sindaco ha fatto riferimento alla Prima Guerra Mondiale. Naturalmente tutti siamo d'accordo che le guerre producono solo morti ed è quindi quel passaggio era anche condivisibile, ma poi lui ha detto che non c'era nulla da festeggiare perché questi eventi di fine risorgimento, lui ha molto puntato su questo, vedevano i veneti vestiti con come dire, le giubbe degli austriaci, che da un punto di vista storico è una cosa quasi inascoltabile. Probabilmente lui ha scambiato i moti del 1866 che hanno portato all'unificazione d'Italia, che vedevano il Veneto con l'Austria, con invece la Prima Guerra Mondiale del 15-18. Allora, cos'è che noi chiediamo? Gli altri componenti di maggioranza, Fratelli d'Italia, il vice sindaco, i componenti di Forza Italia, cosa pensano di un sindaco che dovrebbe avere un atteggiamento istituzionale, rappresentare tutti gli italiani, tutti gli eletti della propria cittadina di Noventa Padovana e in particolare nel momento in cui si festeggia l'unità nazionale, perché è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Un atteggiamento un po' più, come dire, rasserenante nel clima e nei modi sarebbe utile per governare tutta la cittadinanza e non solo per esasperare i toni di chi urla da ultras. Ringraziamo Alessandro Luigi Bisato e ovviamente continueremo a parlare di questa vicenda sentendo poi anche le dichiarazioni e la risposta del sindaco Bano. Allora, Bisato tra l'altro è stato sindaco prima di Marcello Bano di Noventa Padovana ed è stato anche segretario del Partito Democratico Veneto. De Carlo, che cosa ne pensi di questa ricostruzione storica che è stata fatta dal sindaco di Noventa Padovana? Beh, diciamo che la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che anche Bisato, ricostruendo un po' quello che è stato, dimentica che è vero, una parte di bellunesi, Cortina d'Ampezzo ad esempio, nella Prima Guerra Mondiale non vestiva la divisa degli italiani, perché combattevano per l'Austria in Galizia e diventarono italiani dopo, ma erano un numero marginale. Sì. Quello che credo è che Bano, che è un ottimo amministratore, lasciamelo dire, perché Bano e tutta la sua giunta, tra l'altro noi abbiamo il vice sindaco, mio amico Nicola Canistracci, che stanno amministrando molto bene, con una lista civica. Qui Bano è un po' sempre un provocatore, no? Sotto questo aspetto, lui deve fare sempre il leghista più puro degli altri leghisti, insomma, lo vediamo anche nell'esito dei loro congressi, insomma, dove si distingue sempre per portare la bandiera del più puro e del più duro. Questa volta nella ricostruzione però, secondo me, ha una visione distorta della realtà,
non è la mia, anzi la mia è che quella sì fu un'epopea tragica, drammatica, ma che consentì all'Italia di essere unita e che per me è un valore assoluto, non è una chiacchiera. Fu una tappa finale del Risorgimento. Tra l'altro io vivo nelle montagne del Cadore, che furono oggetto di tanti scontri, Montepiana, Lagazzuoi, piuttosto che altre aree, e quindi è noi viva la memoria di chi lasciò le proprie case anche dal sud per venire a combattere per l'Italia unita. Questo può dar fastidio magari a qualcuno che crede di essere indipendente grazie a se stesso e grazie anche a tanto lavoro di quelli del quando sud. Si parla di razza Piave si parla di tutti quelli che hanno combattuto sul Piave, non certo solamente di chi c'è nato. Sì, quindi io lascerei a Bano l'ottima amministrazione del suo comune e gli chiederei di lasciar perdere questioni talmente delicate, ma nelle quali la visione chiara è una, cioè quella è la festa dell'unità nazionale delle forze armate, laddove gente spese la propria vita per fare l'Italia la nazione più bella del mondo. Non esistono surrogati dell'Italia o veneti o cadorini, noi siamo italiani. Se ne faccia una ragione e di conseguenza agisca di ragione, anche perché lui, giustamente come me, e contrariamente ai parlamentari, giura sulla Costituzione italiana. Certo. E quindi alla Costituzione dobbiamo un po' di A proposito di Costituzione italiana, nella Costituzione italiana era prevista la fondazione delle regioni, però prima che poi se ne desse effettivamente, cioè venissero fondate, effettivamente sono passate decine d'anni, perché la fondazione delle regioni è del 1970, quando era prevista nel 47 già dalla Carta Costituzionale. Noi abbiamo qui un contatore per quello che riguarda l'autonomia che ha chiesto il Veneto con il referendum, segna 2206 giorni. Secondo lei dovremmo aspettare tanto quanto si è aspettato perché venissero fondate le regioni? No, perché il nostro è un obiettivo di mandato, noi l'abbiamo sempre detto ai nostri amici, colleghi, alleati che parlavano di autonomia senza mai praticarla, senza mai portare un atto che lo facesse. Il governo Meloni a febbraio di quest'anno ha portato in Consiglio dei Ministri la bozza di autonomia. Sapevamo che non era un percorso facile perché ci sono delle resistenze all'interno di questa nazione rispetto all'autonomia, anche tante dovute a interpretazione politica di quello che è in realtà l'autonomia, che è maggiore responsabilità per le aree che dovranno assumersele con precisa richiesta, cioè il numero delle materie che vorremmo, che ogni singola regione vorrà utilizzare. Quindi credo che sia un obiettivo di legislatura, la legislatura durerà ancora 4 anni, quindi in quei 4 anni quel contatore arriverà a 0, perché il governo Meloni e non altri governi che prima di Meloni si sono occupati poco e male di autonomia lo porterà a casa. Questo è un dato di fatto referendum, oggettivo. se non ricordo male, lo chiedo a lei che è anche sindaco di Calalzo di Cadore, era contenuta anche una richiesta per uno statuto speciale per la provincia di Belluno. Sì, specificità della provincia di Belluno. Chiaro che la provincia di Belluno... E lì a che punto siamo? Chi lo decide? No, allora, questo dobbiamo essere un po' chiari. La Regione ci ha sempre detto che affronteremo quella partita nel momento in cui avremo l'autonomia differenziata e quindi la Regione avrà più il potere. Nel momento in cui avremo quello, a caduta andremo anche a chiedere più specificità per la provincia di Belluno, che tra l'altro sarebbe sancita anche dalla Del Rio, terribile legge che ha di fatto depotenziato le province, che oggi lo stesso PD contesta, come se Del Rio fosse un esponente del partito di Fratelli d'Italia e che non avesse una paternità chiara. Cioè io ricordo che quando fu presentata questa riforma anche a Belluno, piovero applausi ovunque, scroscianti applausi. Oggi gli stessi sono quelli che contestano anche brutalmente la Del Rio, ed è anche particolarmente simpatico leggere esponenti del PD che ne contestano l'applicabilità, ma io dico, un po' di coerenza, viva Dio, oppure pensano veramente che gli italiani si dimenticano tutti da un giorno all'altro. No, saremo sempre noi a ricordarglielo. Capita spesso che a volte ci sia una marcia indietro, basta pensare che ne so a Calderoli, che tra l'altro è proprio il ministro dell'autonomia, che aveva definito la sua stessa riforma elettorale il porcellum. Sa perché? Perché a volte, e questo lo dico con la mia breve esperienza parlamentare, ma con un po' di esperienza, io tra l'altro il 10 festeggio un anno di presidenza di commissione. E da lì, insomma, è un osservatorio un po', e qua lo dico, privilegiato, nel senso che tante dinamiche si comprendono molto meglio da quel ruolo. Tante volte una riforma nasce e poi viene snaturata anche dai lavori parlamentari.
ed è esattamente quello che il Premier Meloni dice. Noi, la legge costituzionale sarà dibattuta in Parlamento tenendo salvi, lo dice anche la Casellati, quei principi che hanno portato Animal, cioè premierato e maggioritario, che sono due strumenti per dare a questa nazione maggiore stabilità. Chiaro che se ci mettessimo a fare pastrocchi e patrattini, poi dovremmo magari abiurare quello che abbiamo fatto noi, che è quello che è capitato al bravissimo ministro Calderoli. Allora ci fermiamo per un istante e torniamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, il nostro ospite oggi è il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. De Carlo, in Regione Veneto si sta discutendo parecchio di una legge di fine vita, una legge regionale. Si tratta di un argomento che in effetti non ha una bandiera politica ben determinata, anche se ci sono alcuni partiti che ne hanno fatto un tema di campagna elettorale, però c'è da dire che anche all'interno della Lega, per esempio, si sono manifestate delle posizioni diametralmente opposte. Qual è quella di Fratelli d'Italia? Beh, insomma, noi intanto partiamo da un presupposto, e cioè che è un tema delicatissimo, dove deve prevalere il buonsenso, ma anche i valori centrali della nostra civiltà, che sono il rispetto massimo per la vita. Piuttosto che parlare di una morte dignitosa, io cercherei di lavorare per una vita altrettanto dignitosa. Credo che il contesto regionale non sia il contesto nel quale si debba dibattere questo tema. Credo che sia un tema sul quale dobbiamo farci tanti interrogativi e che lo dobbiamo fare a livello nazionale, non andando a spot o a macchia di leopardo, anche perché potremmo magari finire col farci convinti o convincere la gente del fatto che noi dobbiamo intensificare il nostro sforzo per cercare di far vivere la gente meglio e non di morire meglio. Perché aprire le porte, per quanto in certi casi possa essere quasi umano e giustificato farlo, a una cultura dello scarto, cioè di quello che quando qualcuno non è più utile si può mettere da parte. Chi non ha mai avuto una nonna, io l'ho avuta purtroppo, che mi diceva: quando divento un peso per voi lasciatemi morire. Beh, io credo che noi dovremmo dire a quella nonna: noi non ti lasceremo mai morire, perché tu sei un valore fino all'ultimo respiro che fai. E quindi non vorremmo che questo generasse il fatto che proprio tante nonne cominceranno a dire così: io sono un peso per te, devi mettermi in casa di riposo, devi prendermi la badante, fammi morire, ho fatto la mia vita. Beh, ecco, io credo che prima di fare tutto ciò chi crede veramente nella vita, nella sacralità della vita, debba impegnarsi perché ciò che non accada, e soprattutto non lo debba fare in un contesto regionale a spot, dove la competenza non è nemmeno quella delle regioni. Bene che ci si interroghi, però. Tra l'altro il Veneto è la prima regione in cui si intraprende questo cammino, non è ancora capitato da nessun'altra parte. È una scelta che il governatore ha voluto fare, sua, ma io credo che non abbia la competenza e che non sia giusto farla. Non possiamo però negare che ci sono dei casi in cui la malattia, che comunque è incurabile, provoca delle sofferenze tali anche a livello psicologico a chi le subisce, che si parla non a caso di accanimento terapeutico quando si mantiene in vita una persona che in realtà oramai dovrebbe essere lasciata andare. Cosa ben diversa dal suicidio assistito comunque, nel senso che un conto è l'accanimento terapeutico, un conto è fare di tutto perché una persona abbia il diritto di poter vivere una vita dignitosa. E quindi credo che questo ragionamento debba affrontare vari aspetti e che non possa essere fatto da una singola regione, ma deve essere fatto in un contesto molto prevede chiaro. Che accadrà nell'aula del Consiglio regionale, quando si andrà alla conta poi alla fine? Ma non lo so, anche perché la libertà di coscienza che ha dato il Presidente ai suoi uomini è una libertà che magari potrà portare a avere qualche numero in meno. Mi pare che anche il PD abbia presentato tanti emendamenti. Noi siamo contrari, anche per competenza nel merito e nel metodo, e quindi in aula sarà quel che sarà, però ripeto, noi necessitiamo di un confronto a livello nazionale, non può essere una singola regione a legiferare su una tematica delicata ed importante come questa, soprattutto non condizionata da gruppi che magari ne hanno scritto addirittura la mozione e che quindi vedono agibilità politica superiore rispetto a quella che hanno magari nel Paese. Ecco.
Lei sa, il Senato, però insomma con Palazzo Chigi sicuramente ci sono molti contatti e in tanti, quando hanno assistito allo scherzo, chiamiamolo così, telefonico che il premier Giorgia Meloni ha subito da questi due comici russi, si sono chiesti com'è possibile che i servizi a Palazzo Chigi avessero fatto passare una telefonata del questo genere. ce lo siamo chiesti un po' tutti, no? Credo che quando si parla un po' di Palazzo di Cristallo, dove sia trasparente, questo è il rovescio della medaglia probabilmente. Sì. È altrettanto vero però che gli italiani hanno trovato un leader che non dice due cose differenti in privato o in pubblico, anzi hanno trovato un leader coerente con le proprie idee che dice esattamente la stessa cosa al telefono a un ipotetico giornalista che poi si è rivelato un comico, e quella che dice in Consiglio dei Ministri, un bel esempio di coerenza. Dei rappresentanti dell'Unione Africana, il corrispettivo dell'Unione Europea. Diciamo. Quello che fossero, Giorgia Meloni si è dimostrata come al solito un leader all'altezza della situazione, al di là delle falle che ci sono state nel sistema di Palazzo Chigi, però lei insomma è sempre stata il numero uno. Dunque, siamo proprio in conclusione e io farei la domanda proprio che si fanno un po' tutti, perché lei presiede la Commissione di Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato. Com'è la situazione? Noi diamo notizie a volte un po' contrastanti per quello che riguarda la nostra regione, di grandi crisi ma anche di improvvisi... Insomma, i dati certificano un aumento degli occupati, come non si vedeva da tempo, ma era normale. Se tu droghi il mercato tenendo la gente sul divano, poi è chiaro che il numero dei posti di lavoro a disposizione diminuisce. E non è diminuito solo quello. Oggi è stimata da Confcooperative, mi sembra, un'analisi che dice che anche il PIL ha subito una contrazione per il fatto di aver istituito il reddito di cittadinanza, quindi un doppio danno. Noi invece abbiamo rimesso al centro il lavoro, lo facciamo con tante difficoltà. Guardate che noi quest'anno pagheremo 13 miliardi in più di interesse per i tagli della BCE e un 20 miliardi di quota parte per il super bonus delle scelte di altri, quindi 32. Nonostante questo facciamo una manovra che supera abbondantemente i 20 miliardi, dove c'è il taglio del cuneo fiscale del 6% fino ai redditi di un certo livello. Il salario minimo come vi vede? Ma il salario minimo, ma viva Iddio, ma siamo nel paese della contrattazione, cioè dove i sindacati e dove le forze sociali hanno costruito il sistema Italia sulla contrattazione. Oggi sono gli stessi sindacati che dicono che la contrattazione non serve più, cioè smentiscono il loro stesso ruolo, tra l'altro dopo aver governato questa nazione per X numero di anni, 20, dove di salario minimo non si è mai parlato, anzi si è parlato di tutto, si è parlato di reddito di cittadinanza e non di salario minimo. Noi crediamo invece che si debba fare la contrattazione e anche dove serve la contrattazione decentrata. Certo. Ricordiamo che il salario minimo poi era stato introdotto dal governo giallo-verde, c'era quello Lega più Movimento 5 Stelle. Salario minimo, il reddito di cittadinanza era stato introdotto da loro. Sì, esatto. Il salario minimo, grazie a Dio, nessuno era riuscito a... Non perché non sia buono avere un salario minimo anche perché o minimo, ci sono dei casi di sfruttamento. Perché ci sono dei casi di sfruttamento. Noi dobbiamo allargare le tutele anche a quella percentuale che è fuori dalla contrattazione e fare in modo che quei contratti vengano poi rispettati. Questo è il tema, non un salario minimo che non risolve il problema degli italiani, anzi. Dunque sicuramente continueremo a parlarne. Noi intanto ringraziamo il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, per essere intervenuto a questa edizione di Focus TG. Naturalmente le auguriamo buon lavoro, mentre a voi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci. Arrivederci.